Sono Maria Letizia e sono qui come voi invitata per onorare la memoria di mio padre Giuseppe Dosi, che è stato un particolare segugio della polizia, ma anche un uomo pieno di coraggio e che ha saputo trasmettermi l'energia e la cultura che era il suo fondamento più pregevole. Chi è Giuseppe Dosi? Uno straordinario investigatore, uno straordinario funzionario di polizia che seppe abbinare alla sua passione professionale un talento artistico straordinario, un cercatore di verità senza compromessi, sfidando addirittura il regime. Caso Girolimoni, stupro di 7 bambine, lui individua quello che poteva essere il vero responsabile, cioè un sacerdote anglicano. E per questo si metterà contro il regime, pagherà con il carcere, pagherà col manicomio giudiziario. Ma non si abbatte, riprende, pur fuori dalla polizia, lui riesce addirittura a far sì che i dossier delle SS che stanno scappando nel 4 giugno del 1944 non vadano distrutti. L'archivio oggi fa parte del patrimonio del Museo Storico della Liberazione ed è un complesso documentario ricchissimo ed eterogeneo che rispecchia l'eclettismo e la versatilità del suo produttore. Vi si trova traccia di fatti di cronaca nera, ma soprattutto fatti di rilevanza storica nazionale ed internazionale. Giuseppe Dosi ha affrontato vari settori dei saperi di polizia, occupandosi degli argomenti più disparati, dalla tutela del patrimonio artistico, passando per le tecniche di fotosegnalamento, saggi sulla tecnica di polizia scientifica, fino ai più complessi problemi di polizia internazionale, che poi era il suo settore di studi maggiore. Un'altra definizione che egli diede di se stesso era quello di detective reporter. Anche nella sua attività pubblicistica e giornalistica Dosi si occupò molto di polizia internazionale, ma si occupò di altre tematiche di grande interesse, dei quali fu anche un antesignano. Basti pensare alla polizia scientifica, alla polizia femminile della quale fu un promotore, o anche alla polizia sociale. Questo è un periodo molto fecondo che porta Giuseppe Dosi ad inserirsi in un contesto dove la scienza e l'arte dell'investigazione sono trattate da quelli che sono stati i maestri della criminologia e della polizia scientifica. È da qui che vengono fuori le grandi intuizioni di Giuseppe Dosi, che consentono a questo illustre pensatore, a questo illustre rappresentante della polizia italiana, di poter pervenire a quella che in una sola parola può essere chiamata l'arte dell'investigazione. Sappiano i giovani che continueranno la sua azione, che debbono a lui soprattutto la creazione dell'ufficio internazionale di polizia, dove sarà poi richiamato diventando il capo, e coniò il termine Interpol. Quindi, grazie a Giuseppe Dosi, un grande. È difficile con poche parole trasmettervi tutta l'emozione e la gioia che mi ha dato a collaborare alla redazione di questo quaderno che vuole ricompensare i cattivi momenti della sua vita, dovuti alla sua pervicacia nel perseguire la giustizia e la legalità. Il suo scopo finale era di proseguire con ottimismo a vivere e a trasmettere ai suoi discendenti, ma anche io e ai miei, quei valori della famiglia d'ordine a cui lui era orgoglioso di appartenere.